Non ci siamo dati nessun limite temporale, abbiamo detto che era un obiettivo di legislatura, mi risulta che questa legislatura finisca nel 2027. Le altre date che sento sono solo slogan per alzare l'attenzione o per giustificare qualcosa che non c'entra niente con il programma di governo. Il messaggio del numero uno regionale di Fratelli d'Italia arriva col sorriso, ma è una stilettata in piena regola e il destinatario leghista, fra i tanti, non è nemmeno così difficile da intuire. Soltanto 4 giorni fa, dal palco della festa della Lega a Cervia, il governatore Luca Zaia aveva fissato una precisa data come condizio sine qua non. Se l'autonomia non arriva entro il 2024 vuol dire che abbiamo fallito come governo. Per De Carlo solo slogan per alzare la polvere. Polvere che si è in ogni caso alzata con l'emendamento dei meloniani depositato in Commissione Affari Istituzionali in questi giorni. Emendamento che riscrive completamente l'articolo 3 del provvedimento sulla determinazione dei LEP, allungando i tempi già biblici del percorso a ostacoli. Tutto rinviato a settembre e immediati i messaggi dell'alleato scalpitante. Dal segretario veneto del Carroccio Alberto Stefani, che richiama la coerenza dei patti, al presidente dell'intergruppo Lega-Liga in Consiglio regionale Alberto Villanova, che parla di sgambetti. De Carlo non si scompone e rilancia. È chiaro che quando sei un po' lontano dai centri non solo decisionali ma anche dove si discute si ha una percezione totalmente differente. Secondo me dovevano sentire Calderoli prima e rendersi conto che era tutto concordato con lui. Quell'emendamento del senatore Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, tra l'altro con cui io mi sono confrontato parecchio, è concordato col ministro Calderoli. Non vorrei che i leghisti debbano prendersela con Calderoli, in realtà non devono prendersela proprio con nessuno, è semplicemente un supplemento di attenzione, un rafforzare il Parlamento rispetto ad un tema così importante come l'autonomia che non vorremmo noi, ma neanche la Lega, vedere abbozzato sulla carta e poi non tradotto in pratica. Questo ci dà la certezza che due passaggi parlamentari sono meglio di un DPCM e che il Parlamento venga coinvolto come abbiamo detto dall'inizio. Insomma, l'aria che tira tra i due alleati è sempre la stessa, con dichiarazioni di intenti che poi puntualmente lasciano il campo a profonde tensioni sotterranee. In ballo c'è la partita della leadership del centrodestra per l'immediato futuro e non è poca cosa. Lo si intuisce anche quando il vertice regionale dei meloniani ribadisce un passaggio importante sull'autonomia. È entrata in Parlamento solo grazie ad un esecutivo a guida Meloni. Prima hanno partecipato a tanti esecutivi anche i miei colleghi della Lega, non mi risulta che sul tavolo sia mai arrivato nulla.